E adesso il confronto. Ho sentito elicottero, le forze sono venute in elicottero da su e anche da terra. Deve essere pieno di forze dell'ordine fuori, perché hanno cominciato a bussare in porta così e per spaccarla. E io ho sgridato da lì: se tocca qualcuno la porta, esco e vi ammazzo. E mi sono vestito come mi vedete. Vabbè, questo non lo cambio, è quello per stare a casa. E vado a mangiare un panino, perché con questi scemi qui di merda non ho mangiato, sono molto arrabbiato. Esco adesso, se c'è qualcuno sulla mia proprietà lo ammazzo. Vediamo insieme. C'è qualcuno? No. Ah, qui non si vede chi c'è dentro. Fino a qui non ce ne sono. Vediamo il confronto. Se c'è qualcuno sulla mia proprietà lo prendo dal collo e lo tiro fuori e lo butto fuori casa. Fino adesso non si sente niente, solo la mia musica. Fino a torno lo lascio così, non torno ancora in casa. Ma volevano buttare giù la porta, adesso non ce ne sono. Strano. Bastone non c'è. Ah, è caduto in terra, volevano entrare anche dalla finestra. Bastone in terra, l'ho trovato. L'hanno buttato loro giù, scemi di merda. Scemi di merda, di merda. Hanno buttato il bastone giù dalla finestra. Il cancello l'hanno lasciato aperto. Scemi di polizia di Bergamo, di Italia, di merda. Comunque sulla mia proprietà non ce ne sono. Se fosse qualcuno, vediamo insieme. Questo lo tiro qui. Non ce ne sono, è tutto chiuso. Rimane così. Dai, vi tengo fino al cancello, vediamo. Sposto il cellulare in questa mano. C'è qualcuno, vabbè, non ci interessa qui. Diventa una grande vedetta anche lui su YouTube, sul web. O chi sarà, non lo so. Forse come non riesco, io no, non ci vedo. Scusa, c'è roba qua. Sei dalla polizia? Ah, non, lavori qui? Vai, sì, prego. Prima che il polizia mi ha incasinato e l'ho mandato a vaffanculo. Alla fine non ce ne sono, tutto libero. Dai, esco fino a lì e vi lascio. Ma quasi quasi mi dispiace che non ce ne sono. Però niente, vado lì, mangio tranquillo un panino e basta.
Eccomi, ci sono. Torno e vi saluto. Mi spiace ormai, ma il ragazzo non vedente non è fortunato ad incontrare nessuno. È così a volte. Ciao.